Questi sono pupi catanesi. In Sicilia ci sono le due tradizioni fondamentali, quella palermitana, che è quella che vedete sopra, che sono pupi che misurano intorno ai 65 cm e hanno due cose fondamentali: le ginocchia sono dabili, quindi è la spada estraibile. Quindi come vedete il pupo non indossa la spada ma la estrae alla bisogna. Invece nella tradizione diciamo orientale, che diciamo che è catanese, ma in realtà riguarda Messina, riguarda Siracusa, quindi tutta la parte orientale, i pupi sono, o meglio, erano e in parte ancora sono, molto più alti, sono 1,30 m come vedete, e imbracciano sempre la spada e hanno le ginocchia rigide, non si possono piegare. Questo perché era anche la differenza di manovra, era diversa, perché mentre i pupi, questi più piccoli, questi palermitani, vengono mossi dai lati del palcoscenico, quindi un puparo si trova a destra della quinta e l'altro a sinistra e quindi muove il pupo semplicemente sporgendosi, in questi catanesi vengono mossi dall'alto di come le marionette, cioè dall'alto di un ponteggio. Quindi anche lì il fatto di avere i piedi e le ginocchia rigide permetteva al puparo di scaricare il peso sul pupo e di non tenerlo in mano, no? Perché avendo le ginocchia rigide non si piega, a differenza di quello. Quindi le differenze costruttive derivano anche dalle differenze diciamo, di manovra, di utilizzo. Quindi l'evoluzione sono evoluti entrambi dalle marionette, i pupi, come abbiamo visto, hanno seguito una strada e quelli catanesi un'altra strada che deriva sempre però dalle marionette. Perché ad esempio il ponteggio di manovra dei pupi catanesi è esattamente quasi identico al ponteggio di manovra delle marionette, cioè una manovra dall'alto, perché le marionette si manovrano dall'alto, non diciamo, dai lati o dal basso come i burattini. E sono evoluzioni diciamo, che dipendono da diverse e tante circostanze, dalle influenze reciproche, quindi non c'è, come dire, un'unica via di sviluppo. Io questo lo dico sempre, perché spesso siamo abituati a cercare una direttrice, no? Uno sviluppo lineare. Nella cultura mai è così, in nessuna cultura, né in quella orale né in quella scritta. Ci sono sempre tanti intrecci e incroci che si trovano, quindi se uno cerca una via dritta non c'è mai, soprattutto poi nell'evoluzione e comunque nelle modifiche che ci sono sia negli oggetti sia nei repertori, perché tutto questo è interconnesso. A Catania per esempio pensa ai grandi attori, a Grasso, che era il grande attore del Novecento. Grasso prima di essere uno dei più grandi attori diciamo, italiani del periodo, era un puparo, cioè metteva in scena gli spettacoli di opere di Pupa a Catania. Aveva una grandissima compagnia, il padre faceva questo mestiere e lui con lui. E anche il fatto di avere i pupi attori insieme è una delle grandi tradizioni catanesi, per esempio, che poi viene recuperata anche per dire nel palermitano. Qua sono tutti catanesi, questi di sotto e sopra sono tutti palermitani. Ovviamente questi i famosi pupi non armati. Questi sì, non hanno diciamo impaggio, diciamo volgarmente detti impaggio. Perché impaggio? Perché anche questo è interessante. Impaggio perché i pupi armati poi avevano i paggetti che li accompagnavano, no? E quindi che non erano armati ovviamente, e quindi questi vengono riconsiderati alla luce dei paggetti non armati. I pupi siciliani sono riconosciuti patrimonio UNESCO immateriale, quindi questo possiamo dire un po' che è il tempio di questo riconoscimento, perché forse è la più grande collezione esistente di guarda, pupi. a parte questo, che è esattamente così, noi siamo stati, il Museo delle Marionette è l'ente che ha promosso questo riconoscimento, perché i riconoscimenti non arrivano a caso, soprattutto il riconoscimento UNESCO sul patrimonio immateriale arriva solo attraverso una lunga procedura di analisi, di produzione di documenti, relazioni, eccetera, eccetera. E il Museo delle Marionette, a partire dal 99, ha iniziato questa procedura che poi ha visto la luce, diciamo, è stata consacrata e riconosciuta nel 2001 dall'UNESCO come l'opera dei pupi come patrimonio immateriale dell'umanità. È un grande risultato che abbiamo promosso e che continuiamo a promuovere, perché il museo è una ONG accreditata presso l'UNESCO, quindi una delle pochissime in Italia e anche in Europa. Ma soprattutto poi abbiamo nel corso degli anni realizzato una rete con le compagnie di opere dei pupi, che in Sicilia ce ne sono ben 13, che
facciamo lavorare insieme, cosa più unica che rara, perché di solito chi fa lo stesso mestiere difficilmente collabora, no? Poi se è siciliano E ancora poi se peggio. siciliano ancora peggio, allora noi abbiamo fatto questa scommessa nel 2018, abbiamo messo insieme queste 13 compagnie e continuiamo a lavorare insieme. E lavorare insieme vuol dire fare un calendario condiviso, portare in giro spettacoli in turnazione nelle diverse province e regioni siciliane e non solo. Adesso in questo momento esatto c'è in corso una circuitazione regionale di alcune compagnie. I primi di dicembre la compagnia dei Fratelli Napoli andrà a Bologna a fare un grande spettacolo sulla cavalleria rusticana all'interno di un convegno e di una conferenza all'Università di Bologna sul ventennale del riconoscimento UNESCO della Convenzione. Quindi mettiamo insieme tante esperienze per provare a fare progredire e continuare a fare questo lavoro anche alle compagnie, sia a quelle che non ne hanno bisogno, perché alcuni sono giustamente, fortunatamente già molto avanti e riconosciute. Tantissime altre invece hanno necessità di essere aiutate, supportate soprattutto sui territori, perché anche poi il rapporto con i territori è complicato e quindi la rete a questo serve e per questo noi abbiamo anche redatto un piano, i primi in Italia, che è un piano per la salvaguardia dell'opera dei pupi, che è un piano approvato dal Ministero della Cultura e che ci sta portando pian piano a fare tante cose insieme a queste 13 compagnie. Quindi per noi questo del patrimonio immateriale è, come dire, la missione, ecco. Ma cosa significa? Diciamo, spieghiamo a chi magari cosa significa essere riconosciuti patrimonio immateriale, sia in termini di responsabilità per voi, sia rispetto anche al vantaggio che ne può avere la nostra cultura, perché rappresenta un aspetto identitario per allora, noi. questo è esattamente. Allora, l'opera dei pupi è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale riconosciuta dalla Convenzione UNESCO sul patrimonio immateriale. Iscritti come elemento riconosciuto UNESCO ha tanti obblighi. In prima istanza, per noi che abbiamo come museo abbiamo promosso questa candidatura e siamo i responsabili, diciamo, a livello ministeriale del funzionamento poi di tutto questo. E per noi vuol dire, uno, continuare a far fare lo spettacolo sempre a tutti, anche alle compagnie che a un certo punto vogliono abbandonare, perché disperati, perché, ripeto, oltre ai grandi maestri esistono anche tante altre compagnie, in Sicilia ce ne sono ben 13, che hanno pochi aiuti da parte degli enti locali, mettiamolo così, non solo della regione. Noi qui, per dire, giornalmente facciamo lo spettacolo di opera dei pupi, ok? Quindi questo significa per noi due cose. Uno, dare la possibilità a nuove leve di imparare lo spettacolo, perché il patrimonio immateriale si può praticare, si apprende solo praticandolo. Quindi fare lo spettacolo è una delle basi fondamentali della conservazione, perché è un tipo di pratica culturale che non si apprende sui libri, che non si apprende recitando, studiando un copione, perché un copione non esiste, ma è tutto basato sui canovacci, quindi il canovaccio viene messo in atto e in pratica ogni giorno, anche in maniera diversa, quindi la pratica teatrale è una pratica quotidiana e la trasmissione del sapere immateriale avviene solo quando viene messo in campo, viene cioè praticato. Allora, noi qui ogni giorno alle 17 facciamo uno spettacolo di opera dei pupi e questo serve alla compagnia a poter continuare a migliorare, a trasformare, a far sì che i figli, per dire, imparino, e questo è successo sia negli anni passati con un caro amico, una compagnia che è la compagnia di Enzo Mancuso, che è stato qui per tanti anni, c'era stata la compagnia di Franco Cuticchio del padre, che quest'anno tra l'altro ha compiuto 90 anni, che è il più anziano puparo ancora in attività, che è lo zio di Mimmo Cuticchio. Poi abbiamo fatto questa attività per 10 anni circa con Enzo Mancuso, che poi ha aperto un suo teatrino e quindi lavora in autonomia. Adesso abbiamo iniziato questo percorso sempre di formazione, diciamo, sul campo dei pupari con un altro puparo che si chiama Salvo Bumbello, che è un figlio di costruttore, e adesso tutta la famiglia, lui con i suoi figli, lavorano e fanno questo. Cioè, la nostra azione è un'azione pratica da questo punto di vista, cioè una conservazione e una salvaguardia non solo dell'oggetto, ma anche e soprattutto dell'attività. Ovviamente l'attività immateriale, il sapere immateriale si trasmette solo praticandolo e quindi questo può avvenire a poco alla volta per ognuno. Proviamo attraverso la rete a svilupparlo poi negli altri teatri in giro per la Sicilia, a Messina
lavoriamo moltissimo con i Gargano di Messina, devo dire che ci siamo riusciti finalmente anche a rimettere in campo un'attività di opera dei pupi a Messina, quindi è un lavoro continuo che riguarda non solo questo posto, ma tutte le compagnie che fanno parte di questa rete, che ripeto sono più di sono 13 in totale.